La nuova sanità veneta, governata dall'azienda Zero, da 7 ULSS provinciali e da liste d'attesa molto più brevi che nel resto del paese, potrebbe vedere la luce già dal 1 gennaio 2016. Sono ottimisti i membri della Commissione Sanità del Consiglio regionale del Veneto, che si è riunita alla presenza dell'assessore alla sanità Luca Coletto per discutere i progetti di legge della Giunta. L'azienda Zero, spiega Coletto, è la risposta che abbiamo pensato di dare ai tagli che arrivano quotidianamente da Roma. Sostanzialmente va a coordinare e ad accentrare determinate attribuzioni che sino ad oggi sono state dell'USL, una per tutte quello che è il centro d'acquisti unico, la seconda questione relativa alla gestione del personale ed altre attribuzioni che possono essere accentrate, quindi significa razionalizzare senza tagliare sul territorio. Perplessità da parte della minoranza che teme una perdita di potere eccessiva delle direzioni delle ULSS. Non si capisce se sia un'azienda di governo e che mette in subordine tutte le altre ULSS o sia un'azienda che propone e realizza servizi a favore delle ULSS proprio per sburocratizzare, proprio per risparmiare, proprio per razionalizzare. La perplessità nostra è che appunto sia un'azienda di programmazione di governo che sostituisce l'attività anche della politica. La legge sul governo delle liste d'attesa vuole invece garantire una riduzione dei tempi massimi previsti per le diverse classi di priorità dal piano nazionale di governo delle liste d'attesa, passando da 180 a 90 giorni. Si tratta di progetti largamente condivisi, spiega il presidente della Quinta Commissione Fabrizio Boron, perciò siamo convinti di poterli tradurre in legge in tempi brevi. Credo che alla fine la riorganizzazione che è posta in atto su questi progetti sia utile a tutti, sia utile ai cittadini, al servizio sanitario e pertanto credo che nel giro, io penso già nel mese di settembre, si possa vedere la luce in Commissione.